Allora tu dimmi, non ci ufficio mantella la Madonna? Di firmare la leva, di grido, L'anta che dicono con gli anali. un pascalo pico. E quando fu questo fatto? Allora, bravi hanno detto. Ti ricordi come venivano fatti i virgineli? Li faceva mia mamma tutto l'anno. E come li faceva? 13 hanno a mangiare 13 pranzi. Hanno assaggiato un po' di ogni cosa, hanno fatto 13 pranzi. Persone quanto? 13. 13 persone. E che rappresentavano queste persone? San Giuseppe, Madonna, Bombino, Sant'Anna. E le cose che si cucinavano quali erano? I pasta e ciceri? Pasta e ciceri. Verdura. Se ne faceva stocco. No. Senti tu, e ho fatto il manto della Madonna e da partecipava pure tua moglie. Il manto della Madonna di Pasqua. Sì. Ci ufficiali firmare la leva tanto. Ufficiali firmare la leva. Tu manto comunque il manto azzurro che andavi. Ci ufficiali firmare la leva non ti pascalo pico. Ora lo rinnovaro. Non so. Non è ciucchini voto. Non so, no. Non te la ricordi sempre affrontata, Dore? Io sì. E sempre là pure fatta. Sempre là pure fatta. 33 anni l'ho fatto io, insomma. Solo che una volta per dire San Gianni faceva i viaggi davanti a casa dell'avvocato Arcura, La cura che mandava da Carissa. Cavanti onde mi la Carlina. Là una strada era, che la piazzetta fece un casella. La affrontata di Santi non cazzano mai. No. Perché una volta si diceva che cazzo San Gianni. Infatti San Gianni c'era io, era seduto da vicino. C'era Ciccio Proprio dalla fontana. C'era Ciccio Signorina, che era imbriaco un giorno prima. E poi ci mi sa aggiunta, no? E allora mi si vendica che noi stare un busto su San Gianni e ci fece un giambetto, cavanti di Jacopino. Sì. Però la popolazione non se ne accorgeva che un attimo, anche fu in terra anche fu al lato. Quindi fuori in un momentito, sabotaggio. Sabotaggio. Proprio. E mi dico, signore, non è mercante o poco sabato, Dio mondo libero, cazzo, che non vedi che zoppo. Che se non aveva bicicletta non si filo cammina. Ma non è che non vedi che zoppo. Noi è una tradizione bella, penso che è l'unica che c'entra a tutto il circondario. Vengono nei Riggi, quando vengono in Cosenza, viene la RAI. Non è l'unica, però è fatto con i santi pesanti. Viene la RAI pure. A posto, professore. Viene la RAI, viene Canale 5. Bisogna raccontare cose antiche, perché poi queste cose qui andranno pubblicate in America a tutti i anni. Raccontami una cosa vecchia. Perché quando eravate prigionieri, 10 mesi prima Libia, è vero, guarda, dopo governo mio dormì a tavolaccio, da prigioniero dormì in lenzuola. Che bello, guarda. E cazzette mi dissero che ti portava a casa. Non l'ho capito. Quando ti mandava a casa, i coperti che avevamo letto, diresti pure non li portavamo. Per favore puoi spiegare chiaro questo concetto che non l'ho capito? Ok. Sto fatto che diceste non lo capisci a buono. Il governo italiano. Il governo mio, pensa alle scarpe mi dessi i pezzi. Sì. America mi dessi i cassetti che ti portai a casa. Eri prigioniero? Sì. E i coperti che avevamo letto non li portavamo. Gli Stati Uniti d'America eravate prigionieri? Comunque quando facciamo il pane, ci mangiamo due coperti da sopra, stiamo senza ieri ma abbiamo un forno con il pane se la vedevamo. Allora, non ho come ora. Diretti non li portavamo. E ognuno dormiva nella branda sua. E quando la coglivi che la branda era, quando la potevi mettere su questa macchina. Quando avevi
Una banda che dormivano cristiani si riduceva tanto così. Ma onde era sto fatto? A un era, c'è una nazione pure alla Vai, nell'isola Vai, l'isola Ohio, città di Honolulu, pure in Nuovo Messico, pure a Texas, Ma sempre prigioniero, autore? a Utah, Ogden, Utah, che spari nostri c'era a Canada. Due mesi di giugno avevamo 20 centimetri di neve. E non doveva essere una canna quando votavo un colletto, ti occupava di Quanti anni fa questo? Quanti anni fa? 42. Tu 42? Che partì soldati e poi passammo trattenute le armi. Partivo 42 e tornai a casa l'8 marzo del 46. Non sbagliato, è vero. Quando finiva la guerra? Sì, non sbagliato, è vero. Non stai in? Fagli compagnia. Vabbè, ma è anche lui un personaggio conosciuto a Reggio. Ok. Abbiamo finito. Cognome, indirizzo e numero. Quando sei nato, Salvatore? 29 gennaio 1922. E prigioniero quando? Ma vero, era 42. 42. Partivo 42 e tornai a casa a 43. E dove ti hanno fatto prigioniero? I senegalesi. I senegalesi a onde? A onde? I senegalesi. I americani, i primi americani che vitti a Casablanca. Ah, in Africa, eri in Africa. I primi americani che vitti. Ok, bello. Che la sera quando arrivavamo a America ci voleva una cena presa. Avevamo fame in codo. Vennero gli americani, fecero un po' da quei 4 pezzi vecchi nei pilocci che dovevamo. Ci ricordate un posto di posati che non vi Ma è vero che vi mangiavamo i coppi di patate per la fame? Noi no. Ma è vero, c'era così mangiavo? All'Italia? Che pure i tedeschi. Quindi pure di tedeschi. Gli americani trattavano buoni.